Sportivi siciliani, ben trovati anche per questa settimana in diretta con l'appuntamento di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Stagione quasi conclusa perché adesso praticamente inizieranno i playoff nazionali del campionato di eccellenza e a buon punto anche la pool scudetto del campionato di Serie D, mentre invece possiamo già gridarlo ad alta voce, la Regina meritatamente vince i playoff del girone I del campionato di Serie D. A parlare di Serie D, ma non solo, due ospiti, due allenatori. Iniziamo subito a presentarli, subito qui accanto a me mister Boncore, Davide Boncore, ultimo allenatore dell'Ascari Cefalù in eccellenza. Ciao Davide, ben trovato. Buongiorno a voi. Buongiorno. Salutiamo anche Lillo Bonfatto, dimissionario allenatore dell'Akragas, e dell'Akragas dovremmo aprire abbondantemente, direi, anche un capitolo. Anzi, lo facciamo subito, ci leviamo questo peso. Che stagione è stata, Lillo? Perché insomma Agrigento sappiamo benissimo è una piazza importantissima. La fine di questa società, di questa realtà, ci ha fatto veramente male a noi che amiamo il calcio. Ma guarda, quando ti chiama l'Akragas, devi solo, tra virgolette, accettare, perché è una società gloriosa, una squadra gloriosa che ha fatto categorie importanti. Si era partiti, devo essere sincero, con un obiettivo ben chiaro, poi strada facendo purtroppo le cose non sono andate per il verso giusto, e diciamo che mi dispiace tantissimo per i tifosi, perché come hai detto tu è una piazza così gloriosa, così importante, e vederla in questo momento così fa veramente male al calcio. Tra l'altro sottolineiamo che tu sei stato il primo allenatore ufficiale della stagione, hai fatto la preparazione, hai iniziato la stagione, poi c'è stato un tuo allontanamento da parte della società, la parentesi Rigoli che non stiamo qui neanche a raccontare, il richiamo di Lillo Bonfatto, il fatto che tu abbia accettato, secondo me ci hai voluto mettere anche la faccia. Allora, diciamo che dopo pochissime giornate c'è stato l'esonero, sì. Poi è arrivato mister Rigoli, forse ha fatto una o due partite, ora due, sì. Non ricordo benissimo. Probabile poi una. Mi hanno richiamato, diciamo che ho accettato perché la società voleva intervenire negli errori che erano stati fatti. E poi c'è anche un po' di cuore, questo lo dico io in aggiunta. Quello sì, perché vuoi far capire che gli errori tra virgolette non sono solo tuoi, perché noi allenatori purtroppo gli errori li facciamo pure. Giusto. E quindi si era ripartiti bene, perché abbiamo affrontato delle squadre forti e blasonate come Regina, Scafatese subito, e abbiamo fatto bene, però poi ho visto che la società purtroppo non anche se mi aveva promesso determinate cose, non acconsentiva. Guarda, non vogliamo alcune fare cose, un processo, però non vogliamo fare un processo. A me dispiace, scusa che ti interrompo, certo. Mi dispiace solo come è andata a finire per l'Akragas, per certo. la città e per i tifosi. Ma infatti sottolineo che noi non vogliamo assolutamente fare un processo in questo momento a dirigenti, no. Diciamo solo che tutto quello che è successo è fastidioso ed è secondo me una cosa che ci porteremo appresso per molti anni, perché adesso il ritorno in campo presto di una nuova Akragas, Davide, credo che sarà un po' difficile, perché bisogna ricominciare da capo, bisogna creare i presupposti giusti e soprattutto, insomma, far capire al pubblico di Agrigento che c'è voglia di ritornare in campo. Peccato, perché si era riuscito negli ultimi anni a riportare la piazza dove merita. Però è un po' il calcio che si vive qua in Sicilia, un po' tutto a giro, le piazze fanno questo, andare e venire, andare e tornare. Mancanza di finanziamenti seri da parte di alcuni dirigenti?
Oppure di progetti che iniziano in una maniera e poi dopo cambiano proprio perché la veduta interna del gruppo dirigenziale è diversa. Mancanza di progetti più che altro, almeno a mio Sì. parere, il mio modesto parere è questo, che si va in D senza programmare, sempre improvvisazione, e poi un anno, 2 anni e poi vedi anche Sant'Agata gli ultimi 3 anni ha Aveva fatto anche i playoff. ha fatto grandi belle cose lavorando con i giovani e tutto. Sant'Agata è ritornata in eccellenza. Come è ritornata in eccellenza anche una piazza importante come Licata. Credo che Licata entrambi stesso. siete convinti che insomma Licata non c'entra niente con l'eccellenza, No, assolutamente. eppure dovrà affrontare questo inferno, perché poi anche in eccellenza, e questo me lo potete confermare, ci sono delle realtà che investono perché credono che la Serie D possa portare migliorie anche nell'ambiente, mentre invece sì, le migliorie arrivano, però poi bisogna avere i mezzi per poterli affrontare e vivere nel migliore dei modi. Sì, Ettore, Licata è una grandissima piazza, a giro così. Infatti adesso io da allenatore non guardo più la categoria, ma guardo soprattutto questo. Quest'anno ho avuto la fortuna di trovare gente per bene, gente che alle spalle mi dava forza e solidità e ho lavorato forte. Infatti stiamo guardando le immagini di questo Lascari Cefalù che nella parte finale, da quando sei arrivato tu, insomma i punti li ha fatti, ma soprattutto una squadra che in campo ha fatto vedere di avere una qualità tecnica che magari nelle precedenti partite non c'era, a dimostrazione che forse, chissà, magari con qualche settimana di anticipo, forse qualche speranza in più ci poteva essere di una salvezza. Sì, Ettore, si ci è creduto fino all'ultimo, abbiamo lottato fino all'ultimo perché ho trovato un gruppo di ragazzi veramente umili che mi seguiva, anche se c'erano molti di loro non avevano fatto mai la categoria. Giocavo sempre con 6 under in campo, questa è la mia soddisfazione. Ed è una follia in eccellenza, giusto? Follia no, perché se io sono del parere anche che se è bravo il giovane gioca, se è under o non me ne frega, l'ho messo sempre in campo. E niente, ho avuto la soddisfazione di lottare fino all'ultima partita, sapevo cosa andava incontro quando ho accettato una squadra ultima in classifica, mi davano tutto per pazzo, però a me mi piacciono le sfide. E metterci la faccia. Sì, mettere la faccia e non vivere nell'anonimato. È vero. Mentre invece Lillo, il tuo fatto che poi sei andato via da Agrigento ti ha portato magari come al solito a vedere un po' in giro un po' di calcio. Che calcio è stato quest'anno tra Serie D ed Eccellenza? Ma io ho girato molto, essendo libero, ho visto tantissime Certo. partite, sia in D, dove il livello è importante, ma anche in Eccellenza ho visto delle squadre ben attrezzate. E voglio ritornare al discorso di prima per quanto riguarda, come diceva Davide, purtroppo le società, quello che devono capire oggigiorno se vogliono andare avanti, ci vuole una sana programmazione. Giusto. Solo così giusto, puoi giusto, andare avanti. Giusto, giusto. Sono i punti fondamentali per la costruzione, intanto di un percorso stagionale, poi da lì, chissà, le cose possono migliorare, cambio di categoria, dove probabilmente poi bisogna fare altri investimenti, perché già il passaggio dall'eccellenza al campionato di Serie D sembrerebbe facile, ma credo che anche voi stessi me lo potete confermare, non è per niente così. Sì, Sei d'accordo, Sì, Davide? fattispecie guardi gli ultimi 2 anni di campionato, si sono annullati i playoff e quindi è veramente difficile. Il divario spesso e volentieri tra Sì. alcune società è considerevole. Parleremo anche di Serie D chiaramente in questa puntata odierna di Penalty, pertanto apriamo ufficialmente la pagina della Lega Nazionale Dilettanti. Abbiamo aperto già con la comunicazione ufficiale di questo Siracusa che vince la pool scudetto, i quarti, perché adesso andrà a giocarsi praticamente le semifinali, ha vinto 2-0 in casa contro il Guidonia, mentre per quanto riguarda i playoff del girone I, vittoria risicata, ma credo forse anche alla fine meritata, della Regina 1-0 contro la Scafatese. Parliamo subito di questo Siracusa, perché diciamolo pure, effettivamente era una bella squadra. Iniziamo da Davide. Sì, guarda, tra l'altro è allenata da un amico mio che abbiamo fatto il corso assieme a Coverciano con Marco. All'inizio ci siamo confrontati un po', io ho fatto un in bocca al lupo e tutto, credevo nel suo operato anche perché aveva fatto tanta gavetta con Italiano alla Fiorentina, aveva grande esperienza
aveva anche grande fiducia da parte di Ricci, Sì. che penso che incida molto anche per una Sì. serenità di lavoro, no? E anche perché conosceva l'ambiente, perché è stato capitano anche da giocatore, Sì. lui conosceva molto l'ambiente. Quindi ci è riuscito, sono contento per Marco perché è una persona di grandi valori e grande stima. Quindi da parte vittoria mia. meritata, Meritatissima. seppur risicata di un punto nei confronti Sì. della regina. Ma aveva la regina dietro, quindi è normale che Ci può anche stare questo divario minimo. Sì, sì, anche se ha vinto lo scontro diretto al ritorno, però ha meritato tutto. Meritato. Mentre invece la regina, Lillo, ti è piaciuta in questa Allora, stagione? io le ho affrontate tutte Lo e so. due. Voglio dire che sono arrivate a un punto anche per il fattaccio dell'Agragas. Certo, anche questo, che ha rivoluzionato un po' che ha la rivoluzionato un po' classifica. sia in alto e sia in basso. Qualcuno ha pagato, su tutti secondo me la Castrum Favara sì, ha pagato assolutamente, questi assolutamente. punti persi, poi dopo tolti. Però per Rosa Mm? e per credo che il Siracusa aveva qualcosina in più. Aveva qualche cosina in più. Però la regina mi ha fatto una grandissima, a parte la storia della regina, quindi mi ha fatto una grandissima Diciamo impressione. che entrambe hanno una Sì, storia. io spero che la Siracusa è entrata dalla porta principale, spero che la regina... E lì forse le possibilità sono poche, sono poche, perché purtroppo non c'è un'idea ben precisa su questi E ripescaggi. infatti credo che, come si parlava prima, in D Vogliono si dovrebbe un po' modificare Si questo dovrebbe regolamento, cambiare. perché Lo chiamano- è spiegabile che... Lo chiamano a grande voce tutti gli addetti ai lavori, però la federazione evidentemente Ma forse guarda, avrà i suoi caro motivi Ettore, per è non farlo. inspiegabile che una società vince e gli altri devono guardare, cioè non Guarda ha che senso. poi tra l'altro c'è anche la combinazione della Coppa Italia, almeno un posto di Ok. C1 datelo alla Perfetto. squadra che vince la Certo. Coppa Italia, ed eventualmente nel gioco dei playoff fate in modo che anche almeno un'altra squadra. Assolutamente. E invece si dà spazio all'Under 23 delle assolutamente. società professionistiche. Vabbè, tra poco apriremo anche questo dibattito, perché adesso ci guardiamo gli highlights della vittoria contro il Guidonia 2-0 del Siracusa che adesso giocherà la semifinale della Pool Scudetto. Battendo per 2-0 il Guidonia, il Siracusa accede alla semifinale della Pool Scudetto di Serie D. Lunga fase di studio iniziale per vedere il primo tiro in porta, bisogna aspettare il 18° convitto per Maggio, sinistro parato. Replica ospite pericolosissima al 20° da Scavone a Calì e un rigore in movimento che Iovino riesce a rintuzzare. Al 28° Limonelli su azione personale, destro a giro e palla alta. Guidonia ancora pericoloso al 42°, ma Pistolesi anticipa l'ex Francesco Parisi in calcio d'angolo. Nella ripresa per il Guidonia ci prova Calì che si invola in contropiede tutto solo davanti a Iovino che però respinge di piede. Al 6° sbaglia il giovane portiere ospite Guerrieri, Candiano porge a Limonelli il pallone dell'1-0, ma il portiere ospite si riprende e col destro riesce a parare. Ma al 10° il Siracusa passa, punizione di Candiano, con la respinta del portiere ospite di testa Palermo corregge in rete. Ancora Palermo al 14° stop di petto e tiro alto. Al 16° Turati manda in campo Longo per Maggio. Al 19° Puzzone recupera palla, ma il suo destro in diagonale finisce fuori. Al 20° il Siracusa raddoppia, convitto calcia da fuori, Cristini chiude la visuale a Guerrieri che non riesce a parare. Al 29° ancora Guidonia che ci prova con un contropiede di Calì sull'uscita di Iovino, a porta vuota però il centravanti ospite calcia alto. E un minuto dopo, convitto a giro, colpisce il palo a portiere battuto. Al 36° il sinistro dell'ospite russo in diagonale con palla fuori, non di molto. Al 38° è a quadro a provarci da fuori, alto di poco. Un minuto dopo, ancora un tentativo da fuori, questa volta di Limonelli, con Guerrieri che si salva in angolo. Al 40° entra Fontanelli per Puzzone e al 43° il giovanissimo 2008 Hermes Russo per Di Paolo. Nessuna emozione finale se non per la festa aretusea con la consegna della Coppa per la vittoria del campionato di Serie D. Martedì ci sarà il sorteggio per la semifinale che si giocherà andata e ritorno. L'avversario sarà uno fra il Bra e l'Ospitaletto, mentre l'altra semifinalista è il Livorno.
Si è giocata anche la finalissima dei playoff del girone E. Poc'anzi abbiamo parlato sulle possibilità che possono avere le squadre che vincono i propri playoff di girone e abbiamo capito, e questo me lo potete ancora una volta confermare, che ci sarà veramente pochissima chance, perché insomma sappiamo benissimo che la Lega sta optando molto sulle seconde squadre dei professionisti. Dite la vostra, Davide. Sì, ripeto, sono mazzate che le società ricevono, però secondo me Gela, Modica hanno tutte le forze per poter fare il salto di categoria. No, ma il fatto che comunque la Lega permetta anche di far partire addirittura spesso e volentieri dalla Serie D alcune squadre professionistiche? Guarda, questo va a discapito molto di quelle squadre che investono in Serie D. Cosa però che secondo me si dovrebbe fare anche con le squadre di Serie D, programmare una situazione del genere come seconde squadre. È vero, è vero, è vero. E la squadra calabrese ha vinto la partita di finale contro la Scafatese. Tu hai avuto modo anche di incontrarla. La Scafatese, che forse è la partita con altri obiettivi, non quella di essere una terza incomoda, ma quella addirittura di vincere il campionato. E nella prima parte, insomma, sembrava che ci fossero queste possibilità. Sì, all'inizio si parlava che la Scafatese ha fatto investimenti importanti e quindi si parlava che doveva dare fastidio sia a Siracusa che a Reggina. A tratti all'inizio del campionato c'è un po' riuscita, poi secondo me, come ho detto prima, un po' sia il Siracusa che la Reggina avevano qualcosina in più. Hanno fatto i playoff, sinceramente ho visto la partita e devo dire che la Reggina ha avuto delle difficoltà. Beh, siamo a fine stagione. Fine stagione, sì, e so pure che l'anno spremuto. So pure che l'anno prossimo la Scafatese che ha l'obiettivo di andare in C. Attenzione, perché il prossimo anno ci dovrebbe essere anche il Messina, ci dovrebbe essere anche però forse non lo Vibonese. mettono in questo girone. C'è anche questa possibilità, sì. Ancora però non è sicuro, tutto punto interrogativo. Ancora da vedere e capire bene quali saranno poi appunto gli equilibri all'interno della federazione. Per intanto ci guardiamo gli highlights e le interviste post partita con un Trocini che comunque è molto contento per l'obiettivo raggiunto. Una grande stagione da parte dei ragazzi, ho voluto qua il mio staff perché li voglio veramente ringraziare pubblicamente, perché insomma senza di loro non saremmo mai riusciti a fare quello che abbiamo fatto e niente, adesso veramente vogliamo staccare la spina, vogliamo avere leggerezza mentale, perché insomma vi assicuro che è stata veramente una rincorsa stancante, non si riesce ad avere una tale continuità se di fondo non ci sono valori morali di spessore, insomma lo si usa spesso secondo me questo modo di dire in maniera azzardata, in maniera eccessiva, ma veramente devo dire che avevo un gruppo di uomini veri e questo mi ha aiutato tantissimo. Devo ringraziare la curva, tutte le persone che ci hanno seguito durante l'anno, ci hanno sostenuto, perché sappiamo benissimo che non si può essere felici per un secondo posto, sappiamo benissimo che Reggio non merita questa situazione, sappiamo benissimo che non si è mai completamente soddisfatti in una piazza così ambiziosa, però loro hanno apprezzato comunque il nostro impegno, la nostra voglia di dare tutto, e per questo li ringraziamo. Ringrazio ovviamente anche la società, perché insieme ai tifosi in un momento veramente delicato, dopo quella batosta in casa con Siracusa, ci è stata vicino e ci ha creduto come noi. In questo momento abbiamo raggiunto soltanto la finalissima, abbiamo vinto la finale di un playoff. Ora è chiaro che dobbiamo sperare in qualcosa di diverso, ma dobbiamo continuare a programmare quello che già noi abbiamo programmato. Io in questo momento vorrei ricordare una cosa importante. La rappresentativa del girone I è stata
campione nazionale. E in questa rappresentativa c'erano 6 giocatori della Regina, non fra titolari e riserve, 6 giocatori titolari della rappresentativa del giovanile. Ecco, quando io parlo di programmazione, io dico che la programmazione parte da tutti i livelli, anche da questo, senza dimenticare Chirico, che è nella nazionale italiana Under 17. Quindi la programmazione che va dal nostro settore giovanile, voglio ricordare che questo è solo il secondo anno ancora, non 30 anni, solo il secondo anno, e quello della prima squadra è quello che è importante. Non ci faremo trovare impreparati, siamo pronti su qualsiasi punto di vista, quindi continueremo il nostro percorso. Vogliamo portare Reggio Calabria nei professionisti, perché arrivare nei professionisti oggi significa gioia. Abbiamo avuto degli alti e bassi soprattutto all'inizio, dove dopo la sconfitta di Siracusa la piazza si era un pochino demoralizzata, perché comunque credeva tanto in noi. Io insieme a qualche mio compagno abbiamo avuto un colloquio con i tifosi dove abbiamo garantito che comunque la squadra avrebbe lottato fino all'ultimo minuto dell'ultimo giorno del campionato e dei playoff se si dovevano fare. E purtroppo abbiamo mancato il primo obiettivo di un punto, dove magari potevamo essere un pochino abbattuti, invece no, noi come tutto l'anno non ci siamo mai abbattuti, abbiamo lottato partita dopo partita e siamo arrivati fino a questo punto a giocarci la finale con la consapevolezza che comunque siamo una squadra forte, un gruppo forte, e poi abbiamo dei tifosi alle spalle che non ci hanno lasciato un secondo da soli. Quindi quello che è successo oggi è stato la chiusura di un'annata bella, faticosa, ma che ci dà ancora più consapevolezza di quello che è Reggio Calabria, e l'ha dimostrato soprattutto sugli spalti. Noi, trascinati da loro, sapevamo che non potevamo sbagliare. Giocare al Granillo non è facile, non è per tutti. È stata una bolgia dal primo all'ultimo secondo, ci hanno sostenuto sempre, l'ho detto, ed è una cosa meravigliosa. E come dicevo prima, sono orgoglioso perché è stato uno spettacolo meraviglioso questa partita, ed è stato uno spettacolo meraviglioso tutto il campionato, perché siamo stati noi come squadra, il pubblico sinonimo di reginità, anche se siamo stati in Serie D, alla fine la regina è questa, e io credo che noi come squadra abbiamo portato avanti l'onore di stare a Reggio e della regina, anche se siamo in una categoria che non è per noi. Tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano in un'unica grande serata. Il Galà del calcio nostrano va in passerella con la premiazione dei migliori dirigenti, i migliori tecnici, i migliori atleti della stagione calcistica. Una serata esclusiva con il gotha dirigenziale e sportivo del calcio siciliano, le eccellenze dello sport, del giornalismo e dello spettacolo. Presenta Ettore Tortorici. Nel frattempo vogliamo ricordare che il Siracusa giocherà la prima partita in casa contro l'Ospitaletto. Voglio un pronostico e poi dopo passeremo alla pubblicità. Allora, Davide. Io penso e spero che l'abbia vinta. La prima in casa può servire però, Sì. Io penso che il Siracusa andrà avanti perché ha un potenziale da poter andare avanti. Non conosco l'Ospitaletto, però so la forza del Siracusa. L'altra finalista eventualmente viene fuori dallo scontro tra Livorno e Bra. In questo caso meglio Livorno o meglio Bra? Eventualmente se il Siracusa va in finale. Io l'anno scorso ho avuto la fortuna di vedere il Bra. Sì?
è una città piccolissima, uno stadio felice. piccolissima, un'isola felice. E fanno la Serie D. Fanno la Serie D e quest'anno hanno fatto la Serie D in una maniera importante con una squadra giovane. Certo. Però ovviamente affrontano il Livorno che è una grandissima squadra, una vecchia storia. tradizione, certo. E credo e spero che sia Livorno e Siracusa possano fare questa finale. Eventualmente una bellissima finale. Due società Due piazze blasonate e che quindi si incontrano in finale. Sicuramente un bel vedere. Tra l'altro, per chi insomma ricorda, la scorsa stagione il Trapani poi perse la finale dello scudetto, mentre poi vinse invece campionato e coppa. Ci dobbiamo fermare, adesso spazio alla pubblicità e poi nella seconda parte parleremo di eccellenza, quindi ci avviciniamo anche a parlare, chissà, nella prossima stagione per Davide Boncore, sempre che non vada in Serie D, mai dire mai. Ci vediamo tra poco. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano in un'unica grande serata. Il galà del calcio nostrano va in passerella con la premiazione dei migliori dirigenti, i migliori tecnici, i migliori atleti della stagione calcistica. Una serata esclusiva con il gotha dirigenziale e sportivo del calcio siciliano. Le eccellenze dello sport, del giornalismo e dello spettacolo. Presenta Ettore Tortorici. Eccoci rientrati in studio. Prima di inaugurare questa seconda parte voglio come al solito ricordare il grande appuntamento dei Penalty Awards, la passerella più importante del calcio dilettantistico siciliano, che sarà di scena il 18 giugno a Caltanissetta alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Regina Margherita. Premieremo i migliori del campionato di eccellenza, di promozione, di prima categoria, ci saranno anche dei premi speciali, ma di questo comunque sicuramente ne parleremo anche nelle prossime puntate della nostra trasmissione Penalty, che tra l'altro vi anticipo la prossima settimana, nella puntata appunto del mercoledì, presenterà ufficialmente le nomination di questa 12ª edizione proprio dei Penalty Awards. Parliamo adesso di eccellenza, però anticipiamo quello che potrebbe succedere alla prossima stagione, perché da qualche giorno è stata presentata la squadra del Marsala, il nuovo Marsala, no? Che l'anno scorso ha disputato il campionato di eccellenza, discretamente devo dire, ha salvato la categoria, però adesso è stata rivoluzionata un po' tutta la situazione dirigenziale, nuovo presidente, nuovo vicepresidente. Voglio sentire la vostra, perché io penso che Marsala è veramente una piazza importante, al pari di Sciacca, al pari di Gela, al pari anche di Caltanissetta, Enna, perché sappiamo benissimo che il Marsala per parecchi anni ha fatto anche professionisti. Davide.
Io sono convinto con questo avvento nuovo il Marsala ritornerà nelle piazze dove le competono. Tra l'altro è andato anche un amico mio, Rosario Compagno, Sì, che mastica responsabile abbastanza di dell'area calcio, tecnica, l'area sì. tecnica, soprattutto nei giovani, che secondo me è uno dei più preparati che c'è in circolazione, e quindi secondo me faranno bene. Hanno preso un allenatore, non so se... Ancora non c'è una voce ufficiale, un quindi allenatore lo teniamo giovane, ancora in si stand-by pensa- il nome. Il nome lo teniamo e in secondo me stand-by. faranno bene. Ma a Marsala cosa serve, oltre all'entusiasmo della nuova dirigenza? Serve probabilmente una progettualità non soltanto annuale. Dico bene, Lillo? Sì, serve programmazione. Credo che questa società, per come Si è presentata? si è presentata anche bene, e quindi credo che, anche perché Marsala merita palcoscenici diversi, dell'eccellenza, una piazza importante, e spero con tutto il cuore che possa raggiungere i propri obiettivi. Sarà certamente un girone A di eccellenza molto molto interessante, quello della prossima stagione. Sentiamo comunque la voce di questo nuovo presidente, lui si chiama Angelo Casa, ma sentiremo anche quella del vicepresidente Di Maggio. Abbiamo già fatto un primo incontro, devo dire, molto positivo, molto cordiale col sindaco e con alcuni dirigenti. In queste settimane il nostro consulente Alberto Rigotto è in contatto con l'amministrazione comunale e ci siamo reciprocamente promessi una data di conferenza stampa congiunta per chiaramente stare a presentarvi quelle che possono essere eventuali sviluppi su un accordo che cerchiamo, e ho anche visto in passato quasi tutte le società hanno cercato praticamente di avere giustamente la struttura a disposizione. Come hanno detto anche i miei dirigenti, è la base per sulla quale costruire. Però devo dirvi sinceramente abbiamo trovato ampia disponibilità al dialogo, è giusto rispettare i tempi della burocrazia e quindi io credo entro fine mese di comunicarvi ufficialmente attraverso i nostri canali una nuova conferenza stampa un po' più tecnica, chiaramente congiunta con il Comune di Marsala. Il messaggio è quello di supportarci, dandoci, come dire, all'inizio almeno un pochino di fiducia. Noi stiamo veramente lavorando seriamente, abbiamo già cominciato a lavorare seriamente, avete conosciuto oggi i nostri dirigenti, avete visto l'inserimento di un ruolo tecnico come quello di Rosario Compagno, che fortunatamente qui a Marsala ha lasciato degli ottimi ricordi. Siamo adesso organizzati anche con i nostri canali social e quindi cercheremo di essere assolutamente presenti quasi quotidianamente nell'aggiornamento delle tappe di avvicinamento che da qui al campionato ci dividono. Presenteremo a breve le maglie con il nuovo sponsor tecnico. Appena possibile presenteremo l'allenatore nuovo. Abbiamo qualche buona idea e non vediamo l'ora di condividerla con tutti, e chiaramente anche qualche calciatore nuovo. Come dicevo prima, è giusto che di calcio ne parli e ne discuta chi è più chi fa del calcio la propria professione, quindi è corretto allargare anche alla figura del nuovo allenatore quando arriverà la scelta di chi mantenere e chi no. Perché chiaramente arriveranno anche altri calciatori e quindi non ti so dire con certezza oggi, ma diciamo 5-6 unità dovrebbero rimanere. Io quello che ci tengo a dire è stiamo tutti sereni, calmi, con i piedi per terra, perché non possiamo fare tutto quello che non si è fatto in 25 anni, farlo in un anno. Quindi chiedo un pochettino di pazienza perché stiamo costruendo e seminando, quindi faremo dei campionati sicuramente. Il prossimo anno sarà un campionato difficile perché probabilmente ci sarà il Licata, ci saranno delle piazze importanti. Noi faremo una squadra buona e competitiva, però chiediamo pazienza perché stiamo costruendo, quindi ci saranno momenti belli, spero pochi, ma ci saranno anche momenti brutti e dobbiamo restare tutti uniti per portare, ripeto, il Marsala dove merita, però ci vuole tempo, ragazzi, quindi chiedo soltanto questa pazienza. Sì, diciamo è stato un investimento importante. Il primo è stato l'acquisizione della società perché abbiamo comprato una società in eccellenza che non capita spesso. Dopodiché abbiamo fatto quest'altro investimento che è il Palazzo Alley, che sarà il quartier generale del Marsala Calcio. Sono 1700 metri quadrati su 7 piani che saranno adibiti, saranno del Marsala Calcio, praticamente dove svolgeremo un pochettino tutte le nostre attività. Sarà proprio la sede centrale, là si svilupperanno un po' tutto quello che riguarda la squadra di calcio.
In bocca al lupo dunque a tutto l'entourage di questo Marsala che si appresta a vivere la stagione 25-26 certamente con grande entusiasmo. Ha sottolineato che la prossima sarà una stagione certamente non facile e ci piacerà perché sicuramente quando c'è più società, quando ci sono più società che hanno veramente l'obiettivo di vincere il campionato si veste anche di qualità e quantità. Condividete questa parola? Condividiamo sicuramente emozioni maggiori perché più sono le squadre più si battaglieranno in campo, mentre invece quest'anno nel Girone A sappiamo benissimo che a parte l'Athletic Club Palermo che ha vinto, l'unica che ha fatto poi alla fine i playoff nazionali sarà praticamente il Gela. A proposito di eccellenza, guardiamo subito la schermata di questi accoppiamenti della pool nazionale che partirà dopo quasi un mese e mezzo per il Città di Gela, giorno 25, giocheranno contro la Venafro, la squadra molisana, mentre l'Elettra Marconia, la prima giornata, la partita d'andata la giocherà in casa, loro sono una squadra della Basilicata, giocheranno contro il Modica Calcio che ha vinto poi i playoff proprio contro la squadra ragusana del Vittoria. Parliamo proprio di questo Gela e vi chiedo, troppo tempo fermi? Lillo? Sicuramente la squadra avversaria ha già giocato domenica. La settimana scorsa, infatti adesso tra poco vedremo il playoff vinto tra l'altro battendo la squadra che si era meglio posizionata nel girone. Quindi è una squadra da il Matese. È una squadra da attenzionare e ovviamente questa regola che stanno fermi così tanto può essere un vantaggio, può essere uno svantaggio. Ma forse l'allineamento dei campionati sarebbe ideale. Sì, l'allineamento dei campionati è l'ideale. Perché poi quest'anno ha un po' falsato il discorso del fermo di 2 settimane, no? Col fatto del torneo delle regioni ha praticamente fatto sì che molte squadre si sono fermate per 2 settimane, hanno fatto l'ultima giornata e adesso poi si sono rifermate un altro mese e mezzo. Spero che il Gela riesca a superare il turno e raggiunga la finale per poi giocarsi la D, per dare insieme al Modica altre squadre in D, visto che le squadre siciliane sia Fattaccio Agregas, sia Licata e sia Sant'Agata non ci saranno la più. Possibilità la prossima stagione. Tu ci hai giocato quest'anno contro il Città di Gela? Sì. Che impressione ti ha fatto? È una squadra di categoria che avevano vinto anche i campionati, naturalmente ha trovato molti giocatori di esperienza. Sì, molti giocatori tra cui ho allenato anche diversi giocatori tra di loro. Hanno un allenatore abbastanza forte della categoria che è Gaspare Cacciola. L'ha stravinta spesso e volentieri questa categoria. Sì, mi sembra l'anno scorso ha vinto col Siracusa Gaspare. L'ha vinto col Siracusa. 2 anni fa, l'anno scorso era in D, è arrivato a un punto poi è andato via. Sì. Però il campionato d'eccellenza l'aveva vinto. C'è giocatori abbastanza esperti, tutto però sta a vedere anche la condizione da questo mese e mezzo. Condizione mentale e condizione fisica, perché come abbiamo detto poc'anzi la squadra invece appunto della Basilicata, il Venafro, ha proprio giocato addirittura domenica vincendo 1-0 contro il Matese. Ci guardiamo gli highlights e così ci rendiamo conto anche la qualità tecnica di questa squadra appunto della Basilicata. Al Ferrante di Piedimonte, atto conclusivo della fase regionale dei playoff in eccellenza, con la vice capolista FC Matese che ospita un Venafro reduce dalla vittoria della semifinale della scorsa domenica per 2-1 sul campo dell'Aurora Altocasertano, step che invece è stato evitato dai biancoverdi che in virtù del distacco superiore ai 9 punti a scapito della quinta della classe Castel di Sangro Cep si sono qualificati alla finale con il beneficio delle mura amiche, 2 risultati su 3 al termine di eventuali supplementari. Arbitra il signor Rossiello della sezione di Molfetta, 1,50 i locali, l'Angellotti dal fondo per il tocco docile di Ricciardi che per poco non fa gridare al gol. La risposta del Venafro 24,30 con Ricamato può bloccare Budano, 26esimo il piazzato per vie centrali, il tocco di Mema e il siluro di Guidone, non ci arriva Budano. Per Rossiello il rinvio dal fondo. Siamo al 39esimo, si rivede Ricciardi, il destro al veleno e Fiacco si allunga e schiaffeggia in angolo. Al 44esimo il corner di Langellotti, la traiettoria a rientrare sul secondo palo, il pallone sull'esterno della rete.
Nella ripresa siamo al terzo, gli ospiti dalla bandierina si fionda Ricamato e si supera ancora Budano. 6:20 l'episodio in area matesina, pericoloso Martei allontana Ciaravolo, forse con un braccio De Rosa. È tutto ok per l'arbitro. Al decimo la manovra elaborata dei venafrani, passa Martei forte sul palo di Budano che respinge in tuffo, va ad alimentare l'azione Fruscella lungo l'out di destra. L'ex Campobasso pesca al centro Ricamato, il cui colpo di testa termina sul fondo. Al 17° Napoletano tenta da fermo e la sfera è deviata in angolo. Al 22° Ricamato riesce a tener vivo un buon pallone, arriva Martei sulla corsa, ma angola troppo. 27 i padroni di casa pericolosi dal fallo laterale sulla destra, lo stacco al lato di Ballerino, mentre al 38° l'occasionissima per il Venafro sui piedi del solito Ricamato. Miracoloso Budano e successivamente innocuo il diagonale di Fruscella. Al 40° ancora Fruscella, instancabile, si aggiudica il duello con l'Angellotti e piazza sulla testa di Nicandro Bianchi il gol della qualificazione per la squadra di Urbano, la gioia incontenuta del Venafrano Doc, dopo aver messo a segno un gol pesantissimo. Al 42° vuole il penalty anche l'FC Matese sul cross di Rossi, allontana Tomassi che colpisce Ricamato. Le proteste però vengono rigettate, emozioni che non sono ancora terminate. Al 44° i locali sfiorano il pari, la mischia in area, Rossi alla meglio su Martei, arriva Ciaravolo, il miracolo questa volta è di Fiacco che salva un gol praticamente fatto dopo 4 di extra time. Può festeggiare il Venafro qualificato agli spareggi nazionali, al via le semifinali domenica prossima in casa del Gela che ha chiuso al secondo posto nel girone A della massima serie siciliana senza la disputa dei playoff regionali. Lillo, pronostico su questa partita del Gela contro il Venafro. Abbiamo visto, secondo me, una differenza tecnica rispetto al Gela, senza nulla togliere ai ragazzi del Venafro che comunque arrivano a fare certamente una partita da pool nazionale, però da quello che ho visto la mia prima sensazione è che probabilmente il Gela ha dalla sua una qualità tecnica ed un tasso tecnico superiore. Io non conosco il girone di questa squadra, però conosco la forza del Gela perché conosco tanti ragazzi che hanno vinto, ho pure allenato, quindi so il loro valore tecnico, la loro mentalità, perché quella poi alla fine fa la differenza. Infatti penso che per la mentalità che hanno, questo mese e mezzo di inattività sono sempre stati sul pezzo. Sono sempre stati sul pezzo, conoscendo i tipi, certo. E poi conoscendo pure il mister, che è un mister che questa categoria la conosce e l'ha vinta tante volte, quindi non mi ha dato il pronostico però. Credo che vinca il Gela. Attenzione sulla distanza di 2 partite però, Davide. Sì, il ritorno là difficile. Io invece la vedo il Gela più avanti perché conosco la forza del Gela, ma guardo pure con attenzione questa squadra ha eliminato una signora squadra che è arrivata seconda nel loro girone, la Matese, che è una grande piazza, quindi qualcosa di buono. Insomma, sei sul chi va là anche tu in questo caso. Sì, anche perché è un mese e mezzo che è fermo il Gela. Può incidere un po', Mentre invece il Modica nel girone B del campionato di eccellenza bene o male si è fermato un po' di meno rispetto alla città di Gela, ha vinto la finale del proprio girone playoff contro il Vittoria e giocherà in casa dell'Elettra Marconia, che è una squadra molisana. Anche lì secondo me poi sai si gioca con realtà che si conoscono poco effettivamente, per cui ci devi mettere dentro una determinazione. Quando c'è quella te la giochi. Lillo. Sì, anche il Modica è una squadra allestita per vincere, era stata allestita per vincere il campionato, però ha trovato rosa ampissima, quest'anno, deve essere sincero, il girone B è stato un girone abbastanza avvincente, bello, e dove fino all'ultima giornata ancora non si sapeva chi doveva vincere, quindi anche questo fa capire l'importanza di quel girone, di quelle squadre. Il Modica è riuscito a vincere contro il Vittoria, ora affronta questa squadra, ovviamente non si conosce tanto, non si può conoscere, però credo che
anche queste squadre per arrivare ai playoff nazionali siano squadre hanno valore, hanno valore, quindi noi da siciliani speriamo che il Modica possa arrivare in finale e ambire a quello che da un po' di anni è il loro sogno, sì. È vero. Davide, piccolo pronostico? Spero anche che il Modica, almeno tu. Spero che anche il Modica Dillo un po' più calmo, li ha affrontati l'anno scorso i playoff incontrando la squadra campana, sì, col Pompei. Hanno perso un po' all'inizio in casa 4-0, insomma, poi andare a fare risultato a Pompei era veramente utopia. Sì, però c'hanno un signore direttore che conosco abbastanza bene, Marcello Pitino, quindi secondo me spero che la spuntano loro. Vedremo quello che succederà. Sentiamoci adesso la dichiarazione di uno dei collaboratori di Mister Ferrara, parliamo di un allenatore anche abbastanza navigato, Francesco Tedesco. Sentiamo le sue parole. Una bella avventura perché ho avuto la possibilità e la fortuna di conoscere delle belle persone per bene e cercare di tornare in Sicilia dopo tanti anni e cercare di vincere un campionato qui a Modica per me è una grande soddisfazione. Il lavoro è stato fatto un grande lavoro, un lavoro egregio sotto ogni punto di vista, tattico, fisico, gestionale, psicologico, quindi non è sempre facile. Però abbiamo parlato la stessa lingua e siamo riusciti, diciamo, a portare la squadra in un'ottima condizione fisica, quindi queste prossime partite ci sarà una gestione di qualità, dove andiamo a sviluppare tutto quello che è stato fatto nei mesi scorsi e come si è visto domenica scorsa la squadra fisicamente sta reagendo benissimo. Ma noi vogliamo cercare di portare a termine in maniera positiva questi playoff per la società innanzitutto e per questi tifosi che sono stati incommiabili, ci hanno sopportato, ci hanno sorretto anche nei momenti difficili. Sono venute in tutte le trasferte, in casa sono stati il 12° uomo in campo e io penso che una tifoseria così merita il salto di qualità, merita il salto di categoria. Saranno dunque 2 le partite che ci riguardano direttamente, Cittadigella che giocherà in casa contro il Venafro, mentre appunto la prima partita, quella dell'andata, la squadra modicana giocherà contro l'Elettra Marconia del Molise. Adesso voltiamo pagina, prima di concludere la puntata odierna voglio parlare anche della Coppa Sicilia, la Coppa in un certo senso relegata in secondo ordine, però l'importanza è fondamentale perché chi la vince acquisisce il diritto anche di disputare la prossima stagione alla categoria superiore, quindi in questo caso il Torregrotta battendo il Profalcone 4-1, pur non vincendo il campionato ma vincendo appunto la Coppa Sicilia, la prossima stagione disputerà il campionato di promozione. Guardiamoci il servizio. È una finale speciale non solo perché mette in palio un trofeo prestigioso, ma anche perché rappresenta la degna conclusione di una stagione da incorniciare. Sul sintetico della Fresina di Sant'Agata Militello va in scena la finale di Coppa Sicilia tra Profalcone e Torregrotta, uno scontro diretto per la costa tirrenica tra due squadre che hanno ottenuto già il salto di categoria. La compagine di Mister Giunta ha festeggiato superando il Real Belvedere in semifinale grazie alla rete di Isgro. Sul fronte opposto il Profalcone ha invece vinto il campionato, sancendo così il salto di categoria. Formazioni: Profalcone con Accetta, Chiofalo, Catalfamo, Squatrito, Furna, Ritrovato, Di Stefano, Duca, Genovese, Puleo e Sciliberto, Torregrotta, Fodi, Pergolizzi, Matai, Maccarrone, Ferlazzo, Battaglia, Giordano, Isgro, Antonino, Murò, Trimboli e Rasà. Partiamo col film del primo tempo con le immagini a cura di Francesco Morabito. Il Torregrotta dopo 2 minuti retropassaggio errato di Stefano, Isgro recupera, palla dentro, Rasà va a calciare ma lo fa addosso ad Accetta al 7°. Matai e Fodi
Foti non si capiscono. Duca allora ringrazia, prova a inserirsi Duca, attenzione al misunderstanding clamoroso della retroguardia del Torregrotta che apre al vantaggio di Peppe Sciliberto. Dopo 7 minuti il Pro Falcone è avanti in questa finale di Coppa Sicilia. Al 10° Isgro dalla destra, salta l'avversario, prova il cross, Rasà appoggia all'indietro, battaglia, botta sicura, la mette però al lato. Al 15° Trimboli mette il pallone all'indietro, Giordano, troppo spazio per lui, Giordano con il destro dalla grande distanza firma il gol dell'1-1, ha pareggiato il Torregrotta con la firma di Giovanni Giordano. Al 19° Pro Falcone risponde per Sciliberto che va a calciare la traversa, però salva Foti. 24° il Torregrotta con Murò che punta il diretto avversario, rientra per vie centrali Murò, conclusione che scheggia anche in questo caso il Legno. Arriviamo fino alla mezz'ora per Golizzi dalla destra, mette il cross, tutti a vuoto, Murò sul secondo palo si ritrova tutto solo, va a colpire ma la mette al lato. 31° Rasà recupera la sfera al limite dell'area, riesce a vincere il duello, poi con il sinistro però la mette alle stelle. Minuto 35 il Torregrotta, ancora Giordano a ricevere, ancora Giordano, lasciato troppo solo di prendere la mira, è telecomandato questo destro violento e preciso sotto la traversa, doppietta, il Torregrotta che ribalta la pratica. Al 40° però il Pro Falcone cerca di insidiare nuovamente la porta rossoblu con questo destro al giro del numero 17, l'ex Duca, che colpisce l'incrocio dei pali. Finisce così il primo tempo della finale di Coppa Sicilia, Pro Falcone 1 Torregrotta 2. Partiamo con il film della ripresa, Isgro per Trimboli, la sterzata in area di rigore, il pallone in mezzo, Rasà per il colpo del KO sulla linea, la difesa riesce ad allontanare. Al 50° Di Stefano per vie centrali trova l'inserimento lungo linea di Sciliberto che trova solo il palo esterno. Gara che rimane ancora tutta da giocare, il Torregrotta cerca con Trimboli dalla sinistra l'offensiva giusta, pallone che viene allontanato corto sui piedi di Murò che mastica la conclusione. 58° Genovese all'indietro per Di Stefano che si coordina per il sinistro, molto potente comunque centrale, Foti attento. 63° esce Murò dentro Alessandro Isgro. 65° Isgro, Antonino mette il pallone giù, sguardo in mezzo, il traversone per il colpo di testa, non arriva però a colpire Rasà, esce lo stesso Rasà a 20 dalla fine, entra Durante, passa un minuto, contropiede letale dei torresi con Antonio Isgro che serve Trimboli che batte, accetta, e il gol dell'1-3 che avvicina la Coppa Sicilia alla bacheca del Torregrotta. Ancora 73° Trimboli fa correre il neoentrato Alessandro Isgro che cerca l'altro Isgro, Antonino sul secondo palo a colpo sicuro, bravissimo il portiere, accetta, entra Crucitti, esce per Golizzi, manca un quarto d'ora. 80° azione che si svolge a destra per il Pro Falcone, il cross messo in mezzo, arriva in qualche modo Buleo a coordinarsi, sembrava tutto fatto per il gol del 2-3 ma il pallone termina alto, entra Bonaffini, esce Trimboli all'89°, è un colpo di genio quello di Durante che spacca la difesa mettendola dentro per Bonaffini che chiude i giochi. È festa per il Torregrotta, il gol dell'1-4 al 90°, entra Anastasi, esce Antonio Isgro, non c'è più tempo, la Coppa Sicilia finisce storicamente per la prima volta nella bacheca del Torregrotta che in finale batte per 4-1 il Pro Falcone e dopo il salto di categoria si toglie l'ospizio anche di alzare il trofeo. È tutto allora una stagione memorabile per il rossoblu, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.
Complimenti dunque alla Torre Grotta 1973 che ritorna in un campionato certamente molto importante, soprattutto per questa realtà piccola ma dalle vecchie tradizioni. Tutta la zona del Messinese ci riserva sempre delle positività perché hanno delle belle strutture, ma soprattutto società che investono per cercare di avere la possibilità di partecipare a categorie importanti. Lillo. Ma quello è fondamentale, già avere le strutture. E nel Messinese poi, ce ne sono tante. Puoi programmare in un certo modo, poi se trovi società che vogliono ambire a traguardi più prestigiosi, viene tutto più facile. Chiaro. Allora, dunque, siamo nella parte conclusiva, adesso la dolente nota che dovete sorbirvi dal qui presente conduttore, cioè che cosa succederà la prossima stagione. Iniziamo da Davide Boncore, stagione secondo me del grande rilancio in un certo senso, perché insomma prendersi una squadra come il Lascari Cefalù in una posizione in classifica ingarbugliata vuol dire metterci la faccia a dimostrazione che non sei uno che molla facilmente, e da questo sperare anche di far capire a molti che se bisogna battagliare tu sei uno che non si tira mai indietro. Assolutamente, Ettore, cerco di tramandare queste cose ai ragazzi che alleno, però non la vivo più come anni addietro, la vivo diversamente, anche perché il calcio per strada non esiste più, il calcio da strada non c'è più, e quindi quei molti valori lotterò sempre per portarli ai ragazzi che alleno, e quest'anno ho avuto la fortuna, nonostante la retrocessione, di aver lasciato un segnale con questi ragazzi. Ma infatti io credo che il campionato nella parte finale del Lascari Cefalù ha fatto intuire che comunque il lavoro tecnico, in questo caso tuo, c'è stato, e da lì magari chissà poter pensare di progettare qualcosa anche di più importante. Per esempio il Lascari Cefalù il prossimo anno disputerà il campionato di promozione, ma probabilmente ha voglia anche, chissà, di ritornare a certi livelli. Sì, si è deciso in comune accordo con questa gente che mi è entrata nel cuore profondamente. Sì? Che le strade si dividono? Sì, si sono divise, anche perché è una categoria che senza presunzione non ho mai fatto, certo, e non conosco, e quindi è giusto così, è giusto ognuno per la sua strada. Mi è dispiaciuto tanto non raggiungere l'obiettivo, però li devo ringraziare anche per tutto quello che mi hanno dato. Giusto, bravo. Mentre invece Lillo, che cosa succede adesso? La Serie D l'anno scorso toccata all'inizio, ritoccata poi con un ritorno, e poi tanto calcio visto anche in tribuna. Cosa ti accontenta facilmente? Un progetto di Serie D oppure un progetto a lunga gittata di una società importante di eccellenza? Non mi reputo una persona presuntuosa. No, beh, questo no, la domanda la sto facendo io, non ti preoccupare. Quindi io, come si diceva prima, voglio guardare veramente il progetto. Sì. Ovviamente a tutti noi allenatori fa piacere di stare più in alto possibile, però è giusto che ci dobbiamo fermare e capire cosa abbiamo intorno e cosa vogliamo fare e come vogliamo farlo. E soprattutto una persona come me che cerca sempre di dare il massimo per chi sto lavorando, certo. Voglio dall'altra parte la società che programmi delle stagioni graziose. Ecco, questa riflessione nasce perché dopo tutto quello che è successo ad Agrigento hai imparato, tra virgolette, la lezione? No, quello fa parte del percorso. Certo, ci mancherebbe. Un vecchio amico mi ha detto che tutto fa veramente esperienza. Chiaro. E questo ha fatto veramente tantissima esperienza. Quindi ora ci andiamo con il piede di piombo. Bene. Dobbiamo scegliere quello che realmente ti fa stare bene. Mi fa stare bene, ecco. Infatti. Ragazzi, vi auguro un grande in bocca al lupo per tutto quello che succederà a venire, va bene? Grazie. Ancora e grazie per aver accettato l'invito a partecipare a Penalty. Noi ci fermiamo qui, vi ringraziamo, vi ricordo che la prossima settimana sarà una puntata da non perdere, perché verranno presentate le nomination della 12ª edizione dei Penalty Awards, che saranno di scena, ormai questo lo sanno tutti, giorno 18 giugno al Teatro Regina Margherita alle ore 16 con ingresso gratuito a Caltanissetta. Grazie per essere stati con noi, ci vedremo tra 7 giorni precisi.